Bella raga, ciao a tutti dal commendatore veneziano, raga, non posso urlare tanto perché è tardi quando gioco NBA, è sempre tardissimo. Allora, siamo contro Chicago, siamo andati un po' avanti perché voglio anche di giocare un po' da solo. Abbiamo un record di 28-19, effettivamente 100, interesse fan sta salendo e siamo contro i Bulls. Posso già dire con fermezza che abbiamo perso di 40 punti allo United Center. Adesso abbiamo Chicago e poi l'All-Star Game. Allora, cominciamo con questa simulazione. I nostri li abbiamo e vediamo cosa facciamo a Phoenix. Comunque mi sto trovando da Dio così, sinceramente, sto andando alla grande. Perché voglio fare stagioni, ragazzi, voglio vedere i cambiamenti dell'NBA. Molto pesante questa, eh? Cazzo, bravi fioi. In difficoltà i Bulls. Comunque l'altro anno Phoenix ha vinto la Division, quindi mi dispiacerebbe non riuscire a vincerla. Abbiamo un bel vantaggio. Stiamo asfaltando Chicago, ragazzi. No, no, ci facciamo, dai, facciamoci l'ultimo minuto, dai. Mi sembra corretto. Non me l'aspettavo. Hornacek, Jeff Hornacek. Il bel Jeff. A tremendous appetite for NBA basketball in the Great North. Now here's Marley. Luke, che poteva andare a Chicago. No, sbaglio, madò. Chicago ha preso le bombe comunque. La squadra vuol dire che c'è. Guarda Scotty. Stoppone mostruoso. Ora se che la perde. Buono. Johnson 25-12 ragazzi, eh. Però voglio mettere la mia firma anche. Rises the quick shot. Solo rete per il campioncino comundiano. Molto bene, molto bene. Importante, cioè Chicago abbiamo straperso, ma qua abbiamo stravinto però. Squadra particolare, eh. Ecco, Longley fa pochi punti purtroppo senza di me, questo mi dispiace. Ma lo porteremo Longley dove voglio, sono sicuro che lo porteremo dove voglio. Ne sono iper certo. Scotty Pippen. Horace Grant, che diventa free agent alla fine di questa stagione. Grande Horace. Ma mancano 21 secondi, siamo in sopra di 19. Vai Jeff. Cedric Ceballos. La do a Luke e Luke la mette. Bravo Longley. Ok, che Chambers 18, tutti veramente bene. E finisce qua ragazzi, vinciamo contro Chicago che è la favorita numero 1 per vincere l'anello per il secondo anno consecutivo. 103-82 e godo. Ho messo la mia firma. Adesso andiamo all'All Star Game. Vediamo come sarà perché voglio anche capire il quintetto. Allora, Peyton, Smith, Simmons, Dumas. Non ci credo ragazzi. Mills, Brandon, Alexander, Longley anche. Cioè non ci credo, c'è Dumas, c'è uno dei miei, godo. E Anderson, aspetta. Ah giusto, ma che coglionazzo, i rookie. Sono i rookie. Vai. Scusate ragazzi, momento di crisi contro quelli che sono al secondo anno. Sì, ma questo me ne fotte poco, sono sincero. Ma vediamo la gara dei 3 punti, se c'è magari Hornacek o Meyerly, questo sono curioso. Ok, il tabellino, vede. Dumas 7-4-5, Gary Payton, neanche Gary bene, Luke 6-0-0, niente di che. Partecipa alla gara da 3. Hornacek c'è? Cazzo, ma come fa? Vabbè, gioco con i miei due, sinceramente, perfetto. No, godo.
Questo è bellissimo, ragazzi, eh? Abbiamo addirittura due talenti abbiamo, Hornacek e Maierle alla gara dei 3 punti dell'All Star Game 92. No, vabbè, stupenda sta roba, eh. Con le magliette, beh, no, vabbè, ciao. Questa è veramente una figata. Glenn Rice. Ah, devo guardarmelo però. Ah no, ok, perfetto. Ottimo. Ne ha messe però, eh. Jeff Hornacek, 22 rimbalzi, 6-3. Ok. Scegli di toccare la palla alla Money. Vai Jeff. No, cazzo, è difficilissimo. Non è come in partita. No, vabbè. Figura di merda che sto facendo. La figuraccia di merda, no, Hornacek, però. Niente. Niente, ragazzi, no. Bella, ma ho messo solo gli ultimi, perfetto. Sono fortissimo. Mamma mia. Però. Dai, Jeff, qualcuno in più. Niente. Mi dispiace, Jeff, sto facendo fare una figura di merda. Concentration. Sto prendendo la mano alla fine. Sì, addirittura non ho finito neanche l'ultimo. Mamma mia. My God, scusate, mi scuso con Jeff Hornacek. Va bene, ciao. Devo essere anche più veloce, lento. Clyde Drexler. Figuraccia di merda per veneziano. Vediamo con Dan Maierle. Dai Maierle. Devo essere anche veloce. Dai, veloce. Mamma mia, dai. Dai. Vai veloce, non capisco niente. Ah. Mamma mia, mattoni. Niente, sbaglio quelli che contano. Veloci però. Questo è un mattone obesotto. Vabbè, è impossibile, ragazzi. Mamma mia, che schifo. Veloce. Ah. Dai, almeno uno dei due andare avanti, niente. 5, 4. Vai. 18 punti, non bastano secondo me. Vai, fuori con tutti e due, ma porca troia. Che figuraccia. Vai. Che bello. Mi spiace perché se la simulavo forse andava meglio. Vabbè, ce la fa. Vediamo chi vince tra Drexler. Dai però! Morgan. Mamma mia.
Mark Price. Che tristezza. Vince Ersen Morgan. Bravo. Complimenti a lui. Bella figura di merda. Al tabellino abbiamo Stockton, Drexler, Worthy, Malone, Robinson, Johnson, madonna, dei nostri. Kevin Johnson e basta. Che figuraccia. Che figuraccia. Siamo belli veloci tanto. Ok. Tabellino. Kevin Johnson, madonna. Non siamo ancora da All-Star Game. Allora, simula consiglio, siamo contro i Blazers. Allora, vai. Concedo quello che voglio, ragazzi. Concedo quello che vuole. Siamo a Phoenix contro una squadra forte che ha 3 minuti. 85, 7 punti, vai. Qua dobbiamo entrare, ragazzi. Bisogna entrare qua. 7 punti di svantaggio, purtroppo, sono tanti. Vai. Non sbagliarla, bravo. Dai. Chambers l'ha messa. Chambers l'ha messa. Non è che dobbiamo recuperare, comunque voglio andare ai playoff da protagonista, non dico vincere al primo anno l'anello perché ci manca un campionissimo a mio parere, uno che veramente possa vincere da solo. Uno alla Michael Jeffrey Jordan. Bravo Ceballos. Meyerly. Vedete Meyerly broccato. Hornacek prova dalla media, mamma mia, un mattone. Il mattone. Meyerly. Solo rete, è più facile in campo. Kevin Johnson 13-7. Però è sempre anche se l'ha sbregato. Povero Kevin. Dai fioi. Mamma mia, i stopponi di Chambers me li godo però, No, Longley non perdermela. Non ci credo. Brutto errore qua, brutto errore. Comunque siamo al giro di boa della stagione. Bravissimo, Chambers in difesa è molto bravo però, 34-34 rimbalzi. No, mattone inaccettabile. Dai, siamo in casa, cazzo, bisogna vincere quelle in casa se vogliamo vincere la division, che la vedo dura ormai, però dovremmo fare un filotto mostruoso. Vai Luke. Bravo Luke. No, Chambers, non me lo puoi sbagliare così, però, zio cane da 1 metro. Defense. Ma meno male, stiamo sbagliando entrambi. Bravo Hornacek. Momento della partita alquanto agghiacciante. E Luke l'ha messa. Paride, 7 punti recuperati ai Blazers. Hornacek non fa molti assist ma fa molti punti.
Ma dov'è il fa? Ma dai, ma per cortesia. Primo libero va. Vai Mayerley. Sfruttiamo il blocco, ma non è da 3. Non è da 3 purtroppo. Partita tesissima, mamma mia, sul filo del rasoio si gioca. No, da solo così. Mamma mia, grandi. No, però stiamo difendendo veramente da urlo oggi, eh. E Longley fa l'assist per Hornacek, ragazzi. Il mondo è cambiato. Quanto godo. Libidine pura. Alla Suns Arena. Cioè io proverò ad accaparrarmi Barkley, ragazzi, se voglio creare la dinastia dei Phoenix, voglio Charles Barkley. Potrei fare anche una scelta dolorosa, ragazzi, ma per Charles. Hornacek, per il sorpasso. E Jeff, solo rete! Grande Jeff. Ancora Jeff, mamma mia che Sans adesso. Però arriva il mattone. No, l'ha messa. Ragazzi, li stiamo massacrando. Qua dormita generale però, dormita generale qua. Bellissimo, boom boom, boom boom. Phoenix mi sta letteralmente gasando. Qua Longley ha fatto una cagata però, a vuoto Luke. 3 punti separano Portland da Phoenix. Longley, qua mismatch, ciao. Silenzio, 195. No, Jeff, cazzolina. 10 rimbalzi e 20 punti per Drexler, fortissimo ragazzi. Però, sbaglia la linea della carità e godo. Adesso devo fare il... Non devo rischiare triple. Mamma Luke, peccato, i liberi Luke, un po' così. E invece l'ha messa. E 1. E 2. Porca puttana. Bisogna creare la dinastia però ragazzi, Voglio la dinastia. Adesso mi sfrutto Luke Longley, signori. Bravi ragazzi, bravi. La Suns Arena, la Suns, perché Suns Arena deve essere la nostra fortezza. Mamma mia, quanti ne hanno sbagliati però, mamma mia. Quanti errori per Portland, ragazzi. Ecco, dopo se ballo, se devo giocare più minuti mi fa sti liberi del cazzo. Ok, 1 su 2 almeno. 7 punti però. È un bel margine. A 40 secondi dal termine. Deve far presto Portland per la tripla.
Quanto sbaglia, mamma mia. Portland veramente non la metti in una vasca da bagno, eh. Mamma mia, anche Chambers partecipa. Ma la gara dei 3 punti, figli. Madonna, che squadrone. Non siamo forse da titolo, ma siamo anche da finali, secondo me, di Western Conference. Bravi ragazzi. Da solo Jeff ma fa un tiraccio. Vabbè, si vince di 10, 108 a 98. Mamma mia. Buono. Bravi raga. Molto bene. Miley Show. Johnson ha giocato meno perché secondo me a volte tra virgolette un po' di turnover c'è. Siamo a metà stagione praticamente. Eh sì, 30, 40. Sì, sì. Siamo più di metà stagione, cazzo. Ok, simula. No. Vabbè, si fa male. Oh, si fa male sempre da solo sto stronzo. Ok. Bene, tanto tra poco arriverà. Ok, manualmente. No, Barnes, zio, che voglio il freddo, proprio. Mamma mia. Ok. Vai. Siamo a Los Angeles, eh? Vediamo cosa combiniamo. Stiamo prendendo, eh? Questa non la recuperi più. Non la recuperi più. Mamma mia, che partitaccia di merda. Contro i Washington Bullets. In trasferta ne perdiamo troppe, però, eh. Qua abbiamo un buon vantaggio. Perfetto, perfetto. Bene, molto bene. Siamo contro i Supersonics. Siamo a Seattle. Simula partita. Vai. Un partito con un bel parziale, però vediamo, dai. Mette il muso davanti, Seattle 6. Vai. 9 di distacco. Qui a Seattle. Vai. Bravo Chambers, si parte subito bene. Siamo contro Sean Kemp e Gary Payton. Lo volevo tanto Sean Kemp, ma non me lo danno. Sanno il potenziale di Kemp. Chambers purtroppo è più vecchio, c'è poco da fare. Ma Kevin Johnson posso usarlo qualche volta? Ok. Non è stanco Johnson. Ho come l'impressione che lo stiamo un po' centellinando. Dai raga, non perdiamo l'altra trasferta, madonna. Peyton, The Globe. Merda. Guarda. Oh, meno male. Oh, non vedo di avere le magliette proprio di metà anni 90. Meyerly, solo rete. No! La sbaglia, non ci credo. Grandissimi, grandissimi. Che erroraccio di Meyerly. Questa deve mettere però, eh? No, anche questa è sbagliata. Niente, in trasferta avevo la mano fredda tutti quanti.
non va bene ragazzi, se vogliamo fare, cioè se vogliamo vincere la division non possiamo perdere così tanto fuori casa. Kevin Johnson 26-7, ma non c'è. Hornacek, mamma mia, qua c'è stata di culo, Meno 6, bravo Jeff, ma c'è andata di culissimo. especially when the D is letting him get to his spots. Peyton kicks to McKee. Johnson with a screen on Chambers. Johnson outside. No, no, il triplone ti prego. They attempt from three-point range. Manco male. Hornacek, Cedric Ceballos, Screen by Longley. Pass to Martin. Jacks up a three. Miley, e lo sbaglia, zio Kane. Devo giocare più semplice però. Gary Payton, signori. Gary Payton, the glove. Spacca il culo Payton. Now Marley. Vai Miley. Boom. Solo rete. Points here in the second half. Il mio gioco è da 3 ragazzi. Pick and roll. O scarico per il centro o triple. Schema cumendiano. Ma ci vuole per il pick and cume, ci vuole il cume ragazzi. Ma mancano ancora tanti anni. È ancora un cume piccolo. Solo 4 anni il cume in questo momento. Si sta facendo le pippette. Ceballos. No, Hornacek. Mamma quanto l'ho rischiata. Dammi il pick. Niente. Mi marcano bene, zio Ken. Bravo Ceballos, bravissimo Cedric. Bravo Cedric, ma siamo ancora dietro. E di 3. Un possesso pieno. Mamma mia, adesso qua un minuto manca. Questo è un rischio. Ma chi non risica non rosica. Hornacek, ed è solo rete. No, non è giusto. Era perfetto il tiro, zio Khan. La perdiamo questa. Se le mettono al punto ho paura che la perdiamo. Mamma che stoppata di Chambers. Ti amo Chambers. Ti prego Jeff, non ne puoi sbagliare 2. Non ne sbagli 2, vero? E non la sbaglia! Ti amo Jeff. Big time shot for sure. That's got to help his confidence as well as his team's. A timeout called by Casey Jones. Vedi, non c'è. Purtroppo non abbiamo Kevin Johnson. Longley distrutto però. E anche Chambers. Vai. Abbiamo recuperato, però recuperiamo bene, cazzo. Facciamo di quei triploni, signori. Dumas comes in for Chambers. It's Thompson in for Sabonis. And while we've got a moment, let's send it over. Hornacek, ti amo, cazzo. David. Guys, during that last break, I listened to Casey Thompson? Jones' team. Cosa ha messo Thompson? Siamo sopra di 2, Beppe. Siamo sopra di 2. Don't let up now, fellas. This is when we make our move. Right now. Bravo Thompson, senza Kevin. 17 seconds left to play in the final quarter. Adesso Seattle è nervosa. Peyton against Thompson. Peyton outside. The Glow. No, cosa fa? No, vabbè. Sono illegale, signori. Come fallo? Ah, ok. Ti prego. Solo rete. Dalla linea della carità il Cume non può fallire. Ne sbaglia uno. Porca, 0-4. Allora devono provare il tiro subito, però se la perdiamo siamo pirloni, Se la perdiamo siamo pirloni. Fuori. Ciao. Seattle crolla. Niente, siamo fortissimi nelle rimonte, ragazzi, Molto bene.
Vediamo un attimo una cosa. Ok, facciamo qualche partita, possiamo ancora fare, facciamo un piccolo recap della classifica. Ma ecco perché distorsionare il polso. Zio Cal! Non ti puoi rompere adesso, porca miseria. Vabbè. Non ci voleva questo. Farmi qualche minuto in più. Ornasek. Non ci voleva per niente, però, Vai. Siamo a Portland. Vediamo cosa combiniamo a Portland. Siamo distanti, No, finita. Fuori casa ne perdiamo tante comunque, Adesso abbiamo Golden State. Ok, perfetto, godo. Thompson magari non qua. Allora, bene, ritorniamo al minutaggio. Chambers. Niente, allora, io allora, West, a me non me ne frega niente, io voglio far salire il mio look. Quindi non rompetemi il cazzo e basta. West ovviamente lo facciamo salire. Ancora un po'. E un altro. Ok. Golden State. Dai, cerchiamo di portarla a casa questa, non è impossibile. Siamo sempre sì, siamo in vantaggio. La stiamo portando a casa, perfetto. Contro i Clipper. Stavolta siamo a Phoenix. E il discorso cambia a Phoenix. Sì, vittoria anche questa, perfetto. Vai. Siamo a Phoenix. Questa stagione sta andando bene comunque, sono soddisfatto alla fine. Mamma mia. Chiudiamo a New York, contro New York. Zio cane, cosa ho sbagliato? Non è facile entrare così, Cosa fa? No! Male sto errore che non ci stava. Una tripla mi serve. E due ne mette il mignottone. Kevin Johnson. Lo sapevo. Andata, dai, andata. Perdiamo di 3, zio, ok, brutta sconfitta questa. Questa in casa non ci voleva. 34-22. Va bene, a questo punto chiudiamo il 1° marzo.
Non mi interessa. So chi voglio prendere. Vai. Per vincere contro i Cavs in casa voglio la vittoria. In realtà i coglioni. No, adesso però, sì, la stiamo portando a casa. Godo. Bene. Siamo a Dallas. A Dallas. 127, benissimo. E chiudiamo con Utah. Siamo in casa. Io non concedo meno minuto a Luke Longley, cioè te lo sogni. Utah è forte, c'è il postino, ragazzi. Siamo abbastanza vicini. Buono. E si vince anche questa, 37-22, godo. Allora, guardiamoci le classifiche. Classifica NBA. Allora, siamo terzi, perfetto. Siamo praticamente sicuri dei playoff, cioè non c'è verso che possiamo fare dei playoff. Mentre nella Eastern, Charlotte, ragazzi, è in vantaggio su Chicago, cioè è pazzesco. Western, allora, Division, purtroppo siamo indietrissimo, vince Portland secco. Sì, purtroppo sì. Atlantic, Central. Pazienza, va buon raga, sotto il comandone veneziano, 37, 47, 57, 59. Abbiamo quasi finito la regular season. Alla prossima, ciao!